Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Andrea Tomello, allora assessore, salto a Corizzoga e sprint da una parte, il tutto sotto il segno dell'inclusione. Assolutamente sì, è l'iniziativa a cui ci teniamo di più, queste due iniziative, Salto a Corizzoga e Sprint, sotto il segno dell'inclusione, ovvero vogliamo rendere partecipi dell'attività sportiva, della promozione sportiva, atleti con disabilità, persone con disabilità, ma anche cittadini della terza età. Vogliamo cercare di dire a loro di fare attività sportiva perché penso che sia bene per loro, ma bene anche per le associazioni sportive che organizzano questi corsi. Ecco quali sono le differenze tra Salto a Corizzoga e Sprint, che Sprint tra l'altro ricordiamo è un acronimo. Sì, Salto a Corizzoga è un programma che è arrivato al terzo anno e che vuole dare l'opportunità alle associazioni sportive di fare attività appunto all'aria aperta, nei parchi pubblici, nelle piazze, nei campi, nelle spiagge del nostro comune ed è aperto veramente a tutte le età e a tutti i tipi di atleti, mentre Sprint si rivolge principalmente a persone anziane e persone con disabilità. Sono dei corsi specifici che vengono fatti anche all'interno delle palestre o comunque delle strutture sportive già in essere nelle varie associazioni, e si rivolge appunto a loro per cercare di fare questi corsi e anche fare in modo che queste persone possano stare assieme durante l'estate. Avete durante la conferenza stampa mostrato anche il sito rinnovato, la sezione rinnovata per meglio dire. Come funzionerà il tutto? Per meglio dire, come si potrà iscrivere ai corsi? Ai corsi di Sprint si può iscriversi tramite le associazioni sportive, mentre il sito internet del comune vuole essere una vetrina rinnovata da poco per dare informazioni a tutti i cittadini dei corsi avviati o comunque delle iniziative sportive avviate. Una nuova vetrina totalmente rinnovata che cercherà di informare il più possibile le persone, i cittadini su queste iniziative. Un modo per far conoscere lo sport alle persone, soprattutto in un periodo quello estivo dove molti dove devono restare a casa e sono soli, ma anche magari per i più giovani per far conoscere lo sport e perché no innamorarsene. Assolutamente sì, l'obiettivo ideale è quello di avere una città che fa al 100% sport. Naturalmente è difficile, però più persone fanno sport, più persone fanno attività sportiva è sicuramente un beneficio che poi va a tutto il sistema cittadino e a tutta la città. Parlando di numeri, quali sono le attività sportive proposte e quante saranno? Ricordiamo che sono fondi questi europei che finanziano queste attività. Sono fondi REACT, fondi europei che finanziano queste attività che l'amministrazione comunale è riuscita a prendere negli ultimi anni. Abbiamo circa 130 eventi di Salto a Corizzoga sparsi in tutto il comune e poi abbiamo circa 87-88 corsi avviati per il progetto Sprint, quindi un'offerta sportiva veramente ampia e anche diverse discipline.